E me loga sua parti ai monta. Ma allora, qui siamo sopra il paese di Perù Casivecci, dunque abbiamo parlato appena di luoghi qui all'intorno. In dove ci troviamo qui? Allora, qui di un luogo che si chiameria Monte Idaio, sobranisce dunque al paese di Casivecchi che si trova qui, e quello di Perù di Piondà, che è piatto là, e dall'altra onda ci sarebbe Taglio e Piondà Isolacci. Allora, siamo ai confini di Adavagna, tutti questi siamo ai confini di Adavagna. Adavagna si allargheria verso qui, verso il vento qui, dove ci sono i paesi di Talasani, Birone, Mezzano, Poggio Mezzano. D'accordo. Qui siamo al piede di un Monte Daio. Qui siamo al piede di Monte Daio. Monte Daio che prende qui, giusto qui siamo a Croce Serenica, ma è giusto di là. D'accordo. Questi luoghi che noi diamo qui, chi ci può ti dico? Ci sono nomi di luoghi qui? Allora qui c'era un paese abbastanza agropastorale, di radio. C'era 6 pastori, l'altro non si erano limiti, Moretti. Qua per esempio si chiama un luogo che si chiama Caravecco. Caravecco, in dove è? Caravecco, giusto un pettata là che si vede là. Tutto luoghi a scalinate. E pensiamo che allora anche qui uno di vicino qui c'era un dell'uccio bar qui c'è un'adia C'è una vecchiaia qui si vedono sempre dracce in vivo qui e vetri si vedono le dracce e qui tutto a murato qui pensiamo che si faceva un urano d'accordo, c'è roba di urano qui penso che di qui ma si vede che si vede d'altronde tutte queste muraille, tutte le pedrate qui, scolano sino a Monte Daio e arrivano qui. I terreni sono fatti tutta a scala. Tutta a scala. Non si vede che piantavano orti, no? Piantavano dunque urano, l'orto facevano qua giù, chiamano come chiamano? Ha un nome questo lo chiamano un piano. E qui hai un teso che si, forse Filippo ce ne può parlare meglio di me, che lui è di questo paese qui, facevano più agricoltura, facevano più nubiano, facevano qui più affari di... In dove si trova un piano qui? E qua io si vede nebbiano, noi chiamiamo un piano perché c'è casa in ruina, tutta la casetta qui. Qui, sopra il piano, quello di come si chiama? Elenze si chiama. Elenze? Elenze. D'accordo, perché non sapete mica perché si chiama Elenze perché qui sono luoghi quasi puliti, per i tempi i ricchi dicevano buon Elenze perché erano puliti, non era mica macchione, dicevano questi sono tutte Elenze. Erano terreni puliti. Voilà, terreni puliti chiamano Elenze. D'accordo. E dopo qui c'è Monte Idaio. Quello andà si vede un bosco, C'è un bosco di assai lecce. C'è un bosco di lecce. Ci hanno fatto i cibiderini dentro. D'accordo. Il padrone, il proprietario sotto lecce ha fatto c'è tombe. D'accordo, e ci sono sempre i tombe? Ci sono sempre. D'accordo, perché si vedono i petri, i muri all'intorno qui. I muri c'erano per tutto quindi c'erano per tutti i suoi muri. D'accordo. C'erano tutti i suoi muri. E non so, ci avete parlato di un convento? Allora, un convento si trova qua là, si può vedere, a facca una specie di campanile. Quello sa fare che a facca, quello non sta cresta. Allora, si vede a Cristo a dritta in davanti. Faccia così, d'accordo. Qui c'è un coso. Allora, questo è un convento. C'è un pezzo si è sfalato, erano aggiunti sulle mani che l'hanno sfondato, ma c'è un bello pezzo che è sempre a ritto, ci sono gente che ci sta. Ora ci sta una famiglia. Ci sta una famiglia. Hanno rifatto, ci sta una famiglia. È diventato qualcosa di proprietà, privato. Ecco, c'è la scoma, a strama può decolare la visita. Può decolare. Un convento che qui è diventato qualcosa di... Allora, come
come una so non so mica un convento come lo appartiene, come lo è appartenuto, come lo... in vendita, come la chiesa vende perché c'è a fare, come l'ha sfalato più o meno, l'hanno venduto. Noi abbiamo già inteso parlare di tutti questi terreni che hai già venduto per... Indiano, forse sono venduto anche lì, così come assai lontano, come l'era più o meno sparato. La gente quando i primi gente che l'hanno cambiato hanno regolato, perché non era mica stato così, ma l'hanno cambiato. Noi guarda, ma parlava... poi c'è una fontane, un paese, due fontane, una si chiama Fontanella, Fontanella è un nome normale, una fontanella si chiama Fontanella. Ma l'altra si chiama Lavaculo. Lavaculo è appena ridicolo. Ma appena ridicolo, si chiama... Perché è registrata così. Una fontana che è scontata di un paese. Allora, forse si pensa che la gente comincerà forse mica dopo fontane in un paese. Per scontare per lavarsi, forse, non so. Per lavarsi, fanno la fontana. Questa fontana è registrata Lavaculo. D'accordo. Un nome gli Stati. E ti parlate di cognomi di paesi, chi ci volete dire? Dicevano qualcosa forse. Io due paesi di Taglio, i chiamavano e Zucche, e quelli di Sulaccio, un paese giusto accanto, di stessa comune, chiamavano Eranoci. Allora c'è una storia, perché Taglio era in abbondanza l'acqua, e in Sulaccio hanno poche fontane, non hanno mica acqua, poca fontana. E dicono che la gente di Sulaccia venivano in Taglio a cercare l'acqua. Dicono, fa che era notte a cercare l'acqua. E lei dice, le zucche sono piene d'acqua. C'erano 2 o 3 paesi, Pero, Taglio, tu non ci vuoi. Quelli che dicono Taglio, Bere, Pruno, Giorgine per Scampagnone. Ripetiti. Taglio, Bere, Pruno, Giorgine Liberi, Scampagnone. Taglio Bere, Pruno, che è stato? E mica casi invece per, mica casi invece per, non ce n'è mica una, ci sarà. Qui siamo ai piedi di un monte di Taglio e... Infatti abbiamo a Croce Niolo. In dove è a Croce Niolo? Della Gianni. Croce Riolo. Croce Riolo. Dunque in dove c'è a Nebbia, con su. D'accordo. Si chiama Croce Riolo. E da Redo. Perché si chiama Croce Riolo? Chi è Riolo? Riolo sarebbe un fiumicelo, la rue francese. Ah, d'accordo. Un piccolo fiumicelo, più piccolo cosa, un punto d'acqua. D'accordo. Allora, qua sulla. Anni e anni ci siamo sbagliati, lo chiamavano Croce Niolo. No, non è mica. È un mica Croce Niolo. Niolo. Io ho capito che è Niolo. Il loro nome è Croce Riolo. Croce Riolo. Ciò che ho capito. Di un sbaglio, è stato un sbaglio. D'accordo. E dunque Croce Riolo qui e a dritta. Qui, francando la bocca qui, c'è Orizza. C'è o Bruno questo. O Bruno e... C'è San Damiano. San Damiano, d'accordo. E da Suganto Moriani. Moriani, voilà. Moriani, d'accordo. E dopo c'avevamo qua su a Chiesa San Bartoli, 24 agosto giorno a vista. D'accordo. E dopo di sopra c'avevamo a Punta Ceppei che face 3 creste, una da Vagna, una a Liciane e una Orizza. D'accordo. Questa si chiama Punta Ceppei. Ma Pasquale, c'è un personaggio assai importante qui in Pero Casivecchio. Qual è? Il personaggio si chiama Angelo Mariani, si chiamava. Dunque è l'inventore della prima azienda che abbianta di Agocca. Dunque, Coca-Cola che noi conosciamo qua, era piuttosto un vino che era venduto dai Medici, era una famiglia assai importante in Italia, era venduto anche ai re d'Inghilterra e tutto questo. E dunque è partito a quell'epoca in Colombia e dunque ha trovato questa pianta di Agocca e ha fatto la sua azienda, ha fatto il suo vino e dunque era bon. C'è una leggenda che dice che questa casetta apparteneva a Angelo Mariani. Questa casetta? Questa casetta che moriva da noi, dunque c'è una leggenda che dice che apparteneva a Angelo Mariani, va voir si da mica, ma dunque Angelo Mariani stava in paese di Casivecchio, dunque c'è sempre la sua placca nella piazza qua giù. C'era un scambio tra i paesi all'epoca, queste strade qui che... Adesso sì, penso che soprattutto noi in Taglio, anziane famiglie oggi non ce n'è quasi più, soprattutto gente che sono farate da Lorenza. D'accordo. Suppongo
chi so farà di bevia di l'usina, tanto fece l'usina a Fulelli, fece tagliare le castagne. In che anni? Negli anni 1850 per di Gusti e poi al di là. Ah, che fu sarata dopo. E dopo l'hanno inteso beh, parlare. Beh, cosa dargli all'usina? Cosa, perché io mi ricordo di averla vista viaggiare. Io mi ricordo di averla vista viaggiare. E tanto A Gupposa c'era. Sentiamo oggi da un paese a tutti i Gupposa. castagni e Quando mi bucavano i legni. tagliano Facciamo un castagno che li va a mangiare. Perché dirà, si Il mangiava motivo è da castagno. travagliato. Aumentato per far soli subito, più presto, tagliare i castagni. E a gente da Lorezza, solamente sono fare di Berdi, quindi giustamente perché c'era l'impieghi. D'accordo. E poi c'è un lavoro qui. C'era un lavoro. Penso che bucano da qui. E per chi un passaggio naturale. Ah, qui c'è la storia, la frequentata stava questa Sei cosa. casati di Lorezza Le nostre casate sono di Lorezza. D'accordo. Perché dopo che ha rovinato tutto che è stata di Vittoria. Avanti. Ogni non famiglia so- c'era un muro, un mente e sommieri. La gente mettevano a cavallo, si restano gli amici. Ah, stasera non posso più giungere, sulle famiglie d'alloggio. La gente stavano in di Capisci? paesi. E così sta, ma va, giunge in Vittoria 5 minuti dopo si è tornato. E se ne vanno. E se ne vanno. E io voglio tornare. E così lo fa. ma è vero, Perché io non sta è mica logista, e per È tutto vero. gli stessi la Corsica, su tutto la Corsica. Beh, è l'istro che se ne va perché non so gente campavano di qui, Hai capito? erano insieme, c'era una linea tra gente giusto appunto perché Erano obbligati. c'era qualcuno. Guarda, pigliano i ricchi quando li fanno a vendere formaggi. Perché hanno un con un muro, quelle cassette, e giungevano qui in Tavagna a vendere formaggi. A vendere formaggi vanno e la sua casa, di Carti 1, giungevano tutti in Omoapo. A Luciani, perché un giorno a Luciano un luogo, dopo si va a fare un giro, a vendere formaggi. Quando non erano più se ne ricordavano. Guarda, allora, stavano qui, facevano antibatti da un formaggio vecchio. Mi ricordo io, mi ricordo, avevo visto la gente a Luciano, parlavano qui in muro a vendere formaggio. Era giugo, era giugo. E da noi in Italia c'è un affare speciale che è l'alloggio dei Bosni. Mercato c'è una vecchia casa e intanto c'è una pedra scritta e intanto c'è il mercato alloggio dei poveri, scritto in italiano, per il toscano. E tutti i rimedi anche con hanno, non so che chiamiamo oggi SDF, si accasavano questi e a gente gli davano a mangiare, i rimedi, chiamavano i rimedi. Ah sì, ma oggi c'è sempre, ma oggi è diventata una casa. Ma si aiutavano i gente, no? Certamente. Era qui a ricchezza dunque, si può dire. Certamente. Auguste, chi è sta grotta? T'ha una storia o... Una storia no, questa è una grotta come Gene Barretti in un cantone, che tanto all'epoca c'era veramente una società di agropastoralismo, assai pastori che facevano pace ai sogabri in tutti i luoghi così, e che tanto là erano fatti per mettersi alla grotta, quando lo più e quando Gesù è donato, in un luogo montagnoso, dunque per portare il tempo, sicuramente per mettersi alla grotta. D'accordo. Ecco. Auguste, cosa so si petri qui? Allora, so pedre che hanno riguardato qui in tanti luoghi, in tante montagne, è fatto tutto a pedraccia, questo bugnole. E sicuramente che non entrasse mica l'acqua, fatta veramente come un giole. C'era una maniera di vali, sagrotti, si baiati, e tanto si è perso anche qui e giustamente si ritrovano assai in un Capigorso, che lì aveva una maniera veramente di vali come lo Geolia, in Capigorso o in altri luoghi di Corsica, in Balagna e in Agraona, in Leoi. In Casinta un tabuia, in Orezza un tamula, in Tavagna un tamuia. Un tamulia? Un tamuia, chiami Camoi. Un figlio di Camoi. Tavaninte c'era una urna come lo giorno si danno barelli. E in Orezza si danno una valla mula, si danno barelli perché questo c'è esploitazione. Voilà. Allora
qui non si era mica perché c'è la nebbia, c'è un monte Sant'Angelo, c'è un monte di Agasinca. Un monte di Agasinca. Qui c'è un fiume alto qui, sotto. C'è un paese di Bori, qui in faccia. Qui c'è un fiume alto. Il fiume che corre qui è un fiume alto, d'accordo. È al limite da Tavagna, Al limite della Tavagna è un fiume alto. D'accordo. Chi mi vuole ti dire? Tu al limite, qui c'è l'entrata di Lorezza, se tu vuoi. L'entrata di Lorezza che è giusto qui. D'accordo. L'entrata, la bocca di Lorezza così coglie non so. Qui in faccia c'è un paese nella nebbia, c'è un paese di Bori. Gazinka. D'accordo. D'accordo. Qui sono i vostri luoghi. Allora qui siamo luoghi, sono il paese di Daio. In Tavagna. E da quindi c'era l'anziano paese che è stato distrutto a un pezzo va, non si trovano più tracce, ma ci sono sempre ricordi che dicevano che c'era anche una piccola cappella, ma come le passate, perché c'è una strada che cola, è stata fatta da un bulldozer che è colato, ha sfraiato tutto, ha distrutto tutto. E c'erano un paese, e un vecchio paese di Udaio lo chiamavano Usanto. Usanto. Ma sarebbe stato più sopra? Più sopra, verso qui. Verso questo luogo qui, Usanto. È un vecchio paese di Udaio. Allora dopo dicono che si sono fatti di quello perché sarebbe stato sia bruciato, sia non c'era più acqua, ci sa che dicono c'erano venuti dalle formigole, e ci pare che esattamente non si sa. Allora, che ci puoi dire? In dove ci troviamo? Qui già? Allora, qui siamo davanti a Grogenera. Allora, penso che un nome bene che c'era stato un fuoco, tramonto, e che c'era una bella groge, più bella che qui forse, e che il fuoco l'ha negrita, dunque ha portato un nome di Grogenera. In contrasto con quella che questo che si trova tanto Monte Italia, che è bianca ma è induro, fatta induro. Non si vede tanto, ma là c'è giusto un giù. E in cima di un paese c'era una dora di Vignale. Non ci ferma perché qualche pedroncoli, così, è stata forse per costruire un paese, qualcuno non ha piato tutti i pedroncoli. E comunicava con una dora che si trovava là, un golo tra questo monte là che si vede. Con a piccola cudetta che c'è? Voilà. E chi fa la relazione forse con un paese là che poi vede San Nicolao, là in fondo vede dei gatti. I casi che noi vediamo con là? D'accordo. E questa dora chiamano la dora di Briani. Di Briani? Briani. E c'è anche una cappella appena bionda, è impostata, è stata arrivata. Per fare la relazione con la torre di Vignali, a torre da Priani, c'era di una torre qui. Allora, c'era una torre qui, donc lui si chiama qui Pulinede. I Pulinede. Donc si trova qui sotto, uomo così a c'è qualche qui, donc c'era un circolo e si faceva relazione con le torre di Briani e di qui. Allora, mi puoi dire appena quali sono questi due paesi che noi vediamo qui? Allora, il primo paese, il nostro paese, è il paese di Casevette. Il primo è il paese di Casevette? Di Casevette, sì. E da che è quello di Perro. Quello di Perro e Casevette? C'è una rivalità storica a Pinuccio? Sì, come tutti i paesi, come l'isola, come un po' di Mezzano. Ah, d'accordo. C'è una speranza di noi nell'architettura di Giuseppe. Perché si vede che questo paese di Casevette è piuttosto fatto in Uedegge. Ah, il paese di Casevette in Uedegge e l'altro è in Coquelli? Beh, con due quasi. La materia dura, si vede la differenza comunque? Si vede la differenza, buono. Dopo il paese di noi è più aggruppato quello di Casevette e l'altro è più... C'è appena un legame di noi con Montedaglio perché qua su c'è un luogo, e quello si chiama Edegge. Dunque pigliavano le degli per fare la legui. Farà una degli da Monte Dario per fare il paese? D'accordo. Con i muli? Il paese di Perro ha una particolarità con tu? Beh, una particolarità che la via non so perché era comunque fino agli anni 60 era un paese capi cantone,
dove c'era un gendarme, c'era una posta, c'era un udaro, e c'era qualcosa, d'altronde ci sono anche famiglie che erano di gioco, c'erano dei corsi, c'erano altre famiglie. Che casate principe fa di qualcosa? Di qualcosa, e poi c'erano capire i casamenti, sono veramente casamenti, c'era anche un tribunale, dunque giudicavano affari correnti, ma c'era un tribunale, e se andiamo più in storia, c'era anche un certo Taddei che sarebbe stato uno di tenenti, un tenente, un capitano dell'armata di Pascal Paoli, che ha su casa qua e c'è sempre marcato un altro a sua casa, una cosa che rammenta, una lastra che rammenta di qual era questa casa, ci si vede sempre. Dunque c'è un passato storico assai importante. Allora, il gasone che vorrei degusti si chiama i Rotti, di questo gasone staccato da un paese, e si chiama i Rotti, in francese si scrive come grotte, e per questo di Rotti e turisti quando la fanno l'estate dicono on cherche le grotte, si chiamano i Rotti, perché di Nanzo sul gasone avevano fatto nei borghi agruti per i pastori, e quando c'è stata la colonizzazione abbiamo chiamato la grotte, i francesi, e in corso si è costizzata dopo ha dato i Rotti. Ecco. Allora, Augusto, qui ci puoi raccontare il luogo in dove noi siamo, come si chiama? Allora, qui siamo in Monte Idaio, che da qui possiamo scoprire tutta la catena di Lampugnani, di San Pedrone, tutti i paesi lampugnani. E una lì tra Tavagna e Castagniccio. Ecco. E qui mi hai mostrato la grotta qui, come si chiamano? Si chiamano i ruttoni. I ruttoni? Dove gli animali si mettono alla posto, quando c'è un temporale si mettono qui, ci stanno là sotto. Ecco. Voilà. Cagano dappertutto. Allora, sul luogo chiamiamo questo è un vulgale e quella è la serra. La serra perché noi dobbiamo arrivare da Rossignoli, andiamo qua e barremo. E dopo faranno agosti e dopo cercano agosti e vanno in paese. Quella per qui, quella qui, là. Sì, sono qui nel fuoco. Bastiano, qui allora ci puoi spiegare allora questa croce qui, faccio paragoni con la croce nera. E allora, come abbiamo detto innanzi, allora siamo davanti alla croce bianca e quella era la croce nera perché è stata negrita per via di un fuoco. E questo è fatto un duro. Quella là morista era un legno, ma mica aveva la croce nera. Dunque sta negra per via di un fuoco e dopo hanno fatto gressa. Questo è un duro. La croce bianca. La croce bianca. Allora, qui di noi abbiamo un fornello, il luogo si chiama fornello perché tanto all'epoca c'era un forno e colavano a far cuocere le sobane. Quando un paese di state battiamo un paese di state battiamo. Sempre la stessa vita, mai la stessa canzone. Sempre la stessa vita, mai la stessa.
quasi vicini da guagna lo cantone. Lo dai da se gli Ci mi ferma sempre gente che conosce i nomi di sti luoghi qui? Pochi, in paese. E i giovanotti? I giovanotti cercano un imparare. Allora, io ho detto che noi abbiamo questi luoghi per via di agaccia, per via di curando le gabre di noi, perché troviamo le gabre di noi. Anche per i bugiali, curando le gabre e non andando a caccia, conosciamo i nostri luoghi. E io credo che ci lamentano, ci la sapere che oggi giovani non sono più come prima, conoscono mica i zoologhi, ma io credo che ci lamentano e penso che i nostri video a noi devono conoscere i zoologhi, da campare bene di noi, ma da campare lo zoologhi, come si faceva prima. Vede le pigge, conosco le pigge. E ma da quanto tu batti? E a voi chi vi pare di vedere che a tramandare qui in questi paesi si fa, con i giovani, con gli anziani? Sì, già si fa sempre perché dopo di stare con i nostri zii, con i nostri cugini, volevamo un rogeriolo per fare le gabre già. Quindi siamo sempre stati lì di questo coso di lavoro pastorale, una società che è sparita qua, una società di consumazione che è qua. Proviamo dunque a arrivare a questi tempi andati, questi tempi diversi. Dunque c'è sempre stata lì che si va tra gli anziani e noi e siamo stati orientati a imparare tutta la nostra lingua, di sparare la nostra cultura. È diventato, per ogni pochi giorni è diventato una primura, ma per noi piuttosto la tramontana si faceva all'estero, dunque noi non abbiamo paura di imparare la nostra storia e di quello che c'è la promo e che c'è la mentalità. 100 casi vicino, non siamo in un paese. Si quando lo si muore più nimo la sa. Come fanno una storia a mezzo a tante offese. A suo paese no, due so bene due sta.